buongiorno. Buongiorno. 11:38 ci siamo, 37, 38, 40 secondi, quello che è, ma questa è Alla Catalla che come ogni giorno, da lunedì a venerdì, ormai lo sapete, comincia alle 11:30. Almeno da ieri sicuramente, perché ormai, diciamo, abbiamo ogni giorno, no? È da mocuno, non è normale, giusto? Come da tempo accade. Come da anni ormai. Come da anni accade dalle 11:30 e come da anni accade poi la sera alle 8 c'è anche la replica. Assolutamente sì. Vi ricordiamo che però venerdì non andiamo in onda, perché venerdì è festa come da anni tutti. accade, venerdì non andiamo in onda. Non lo so, direi una sciocchezza. Chi? No, ho detto come da anni accade, non lo so se anche in passato. Sì, sicuramente, ma ci mancherebbe altro. In ogni caso, oggi ci siamo qui, Fabio Formosa, Giuseppe Castiglia, pronti a ricevere tutti i vostri messaggi sia su Facebook, ai due profili, Alla Catalla Studio Centrale e Alla Catalla Studio Centrale bis. Peraltro Alla Catalla Studio Centrale bis è ancora disponibile per quanti volessero richiedere l'amicizia dalla Catalla, nel senso che abbiamo appena, dunque quanti? 1106 amici. Chiamalo appena. Però ancora 5.000 non ci abbiamo arrivato, no? Vabbè, questo sì. Ma tu intendi arrivarci prima della fine dell'anno? Ma se tutti quelli che ogni giorno richiedono l'amicizia dalla Catalla Studio Centrale, pur essendo stracolma, la richiedessero direttamente a Studio Centrale bis, ci saremmo già arrivati. Sì, perché ancora questo concetto non è chiarissimo. No, concetto è un cannarozzone, veramente. Concetto, sei un cannarozzone. Concetto, te l'abbiamo spiegato tante volte, ma tu niente, non ne vuoi sentire parlare. Allora facciamo una cosa, un giorno di questi richiamo nuovamente il signor Facebook, guarda, in diretta, e gli chiedo ufficialmente di spostare tutti, cioè in automatico, capito? Chi fa questo errore e richiede l'amicizia su Studio Centrale e non su Studio Centrale bis, in automatico deve essere incorporato. Sì, deve essere incorporato. Anzi, guarda che fa, lo chiamo adesso. Secondo te che mi consigli? Prova a chiamarlo, vediamo un po' se prende la linea, però, perché vediamo un po'. Pronto? Pronto? Forse ho sbagliato il numero, parlo con Facebook. Qui? Sì, vabbè, rispondi alla mia domanda, non mi imbarazzi. Parlo con Facebook. Dipende, se avanza soldi non parla con Facebook. Va bene? No, non ne avanzo soldi. Comunque... Allora sono io, signor Facebook. Oh, signor Facebook, buongiorno. Mi chiamo Fabio Formosa, chiamo da Radio Studio Centrale Catania. E che buono, avanza soldi lei? No, non ne avanzo soldi. Cioè, se vuole darli comunque. Scusa un momento, vabbè, scusa. sì. C'è un'altra persona. Sì, lo capisco, però insomma. Secondo, così. E Don Johnny. Sì, vabbè. E Don Johnny, non ce n'è spazio per altri. No. Arriva a 5.000 come l'altro. Ecco, io proprio di questo lo sapevo. Sì, ma... Scusi, sì, continua, faccia pure. Scusa, Faccia se tu non vuoi richiesta di donne, mendici che non ti piacciono le donne, no? Vabbè. Scusa. Sì, vabbè, prego. No, adesso a questo punto mi sembra un po' inutile. Io mi chiamo Fabio Formosa, chiamo da RSC. Bello il suo, si chiama Facebook di cognome. Io mi chiamo FB. Sì, cioè? Mi chiamo Filippo Pappagallo. FB Filippo Pappagallo. Ha capito, lei che sia Facebook viene fuori di questa cosa. Dalle sue iniziali. Perché Filippo Pappagallo non lo potevamo vendere, allora, non si iscriveva nudo. Allora mi dica lei, la chiamo Filippo o la chiamo Facebook? Momento, scusa. Sì, di nuovo, Giuseppe, questo ci manda a cagare, te lo dico io. Stevie Wonder, che vuoi? Sì, Stevie Wonder, vabbè. Ok, no problem. Sì, no problem. Ok. Sì, no problem. Many fresh fingers on the back. Sì, many fresh. Ci resta tanto cose fresche nella carina. L'avevo capito, però insomma. Ci posso fare una tastiera braille. Non avevo dubbi su questa cosa. Pronto, mi dica, allora, il mio problema è di nuovo, mi chiamo Fabio Formosa, RSC Radio Filippo Barbagallo, l'avevo capito. Allora, ascolti, noi qui conduciamo una trasmissione radiofonica di successo che si chiama Alla Catalla. Ma che è successo? Quale è successo? Ma lei Fabio Formosa. RSC. Senta, lei può farmela sta cortesia o no? Avanti, mi dica sì o no? No. Sicuro? A voce lei è amico di Elton John? Assolutamente no, E poi l'ho fatta, cortesia di che? Allora, ma lei me la fa, mi dica sì o no? Dipende, se avanza soldi non sono non ne avanzo soldi, non ne avanzo soldi. No, lei chiama amici politici, chiama amicizie che contano, gli cani attaccati e ce l'ave, lei cammina accavallato, se lei non cammina accavallato non chiama amici politici, non mi interessa. Cammino accavallato cado, capito? Come faccio a camminare accavallato?
condannato. Che cosa vuole? Niente, volevo che alcune persone che sbagliano ad iscriversi sul profilo Alla Catalla Studio Centrale vengano dirottate in automatico su Alla Catalla Studio Centrale bis. Scriva Alla Catalla Studio Centrale bis. Scriva. Io non so scrivere. Ma che stiamo giocando? Lei conduce uno dei social network più famosi al mondo e non sa scrivere. Ma io non pare che fare cosa. Sì, io vabbè. cazzo sul momento. Sì, vabbè. Oh, Madonna, dimmi tutto. Oh, Madonna. Vabbè, te le puoi prendere. Scusi, non è per che voleva tutti i fans da Michael Jackson. No! E dice una volta che lasciavi che non risponde. Ma non lo dica, io non ci credo. Madonna, voleva tutti i fans. Senta, Madonna. di Michael Jackson. Sì, ma Madonna nel privato così al telefono com'è? Com'è Madonna? Com'è? Madonna al telefono com'è? Cioè lei ci ha appena parlato. Madonna. Com'è? Ma è una normale, perché? Ma come normale? C'è cosa che lei sa che io non so. No, lo sto chiedendo a lei se ci sono delle cose lei che... ci ha parlato mai? No, veramente no, con Madonna al telefono no. Io una volta sola l'ho vista. Veramente. Ero in campagna. Ci fu un coppo che mi abbagliavo soli. Sì. E vista la Maronna. No, ma che c'è? Vabbè. Ci voleva fare bello santuario. Sì, certo. Ma non mi ha approvato un progetto, dice che noi è abusivo. Posso fare io un santuario abusivo? Figuriamoci, guardi, io non la conosco bene, però così a pelle ritengo che lei non ce la faccia a fare queste cose così abusive, insomma, un po' illegali. Lei. Effettivamente sono troppo fine della voce. Lei giustamente ha capito subito. Sì, ho captato immediatamente questa sera. No, l'ho indovinato immediatamente. Signor Filippo, io la saluto, la ringrazio per il suo impegno, anche se mi ha velatamente mandato a quel paese, però ha detto che si chiama Anna Catalla. No, sì, Alla Catalla. Vabbè, la saluto, buongiorno, grazie. Niente, come vedi Giuseppe, questo qui ci ha elegantemente mandato a quel paese. Ma tu ci fai richieste però, scusami. Vabbè, ma scusa, in automatico, ma non cambiare ma non ci costa niente a lui, figurati, un'impostazione di computer. Io secondo me non avere indicchi birro con Facebook, dai, ma pure io parracatanese, eppure io faccio il numero telefonico corretto, credimi. FB Filippo Babbagallo, dai, non mi sembra il caso. Lo so. Va bene, comunque ad ogni modo rimaniamo con i nostri profili di Facebook, quello ufficiale Alla Catalla con la K chiaramente Studio Centrale, Alla Catalla Studio Centrale bis per chi non è arrivato in tempo quando fu ad iscriversi ad Alla Catalla Studio Centrale.